Una volta c'era tra l'altro ero abbastanza giovane, c'era una ragazza molto carina che stava risolvendo un gioco di parole crociate. Gli ho detto, caspita, una bella passione, vuoi una mano? E questa ha detto, solo se ti chiami Bartezzaghi. No. Perché io mi siedo e ho detto, Sono allora mi io. siedo. E questa ha lei? voluto vedere la carta d'identità. Al dente, come la cottura della pasta, che per noi italiani è sinonimo di perfezione. Qui, con ospiti di eccellenza, parliamo d'Italia nelle sue espressioni migliori. È pronto! Al dente, l'Italia a regola d'arte. Benvenuti a una nuova puntata di Al Dente. Ciao a chi ormai è un grande fan e aspetta l'uscita ogni martedì del nostro episodio, e ciao magari invece a chi ci ascolta per la prima volta. Sono Dario Micolani e ho il piacere di avere qui non l'ospite che adesso vi dirò, ma la settimana enigmistica. E allora, benvenuto ad Alessandro Bartezzaghi. Grazie mille, grazie per avermi chiamato e un saluto a tutte le persone che ci stanno vedendo. E allora diciamo che questa è proprio una figura iconica dell'Italia, molti la conoscono, molti dipendono da questa, che è veramente una rivista storica. Abbiamo qui te in rappresentanza di un brand, anche chiamiamolo così, che vive dal 1932, esatto, giusto? sì. Come è nata, come si è sviluppata Prima tutta la storia? Premetto Vai. una cosa, voi uscite ogni martedì, noi usciamo ogni giovedì, per cui c'è una certa fratellanza, Vedi, direi, vedi. anche se originariamente uscivamo al sabato. La storia della settimana enigmistica è una storia che segue un po' la storia dell'Italia più recente. È nata nel 1932, data peraltro, la data di nascita è una data palindroma, che è palindroma, anche uno dice comincia a usare le parole difficili. Palindroma nel linguaggio dell'enigmista è una cosa che si legge, che si riesce a leggere identica anche al contrario. 23, 1, 32 si legge anche al contrario, per cui credo che non fosse voluta, però è stata benaugurante, direi. Diciamo che c'è una bella connessione anche Direi già di sulla sì. nascita. È uscita come rivista un po' di nicchia per sperimentare, è stata la prima proprio del mondo dell'enigmistica a diffondersi in Italia, per sperimentare un po' il pubblico, e da prodotto di nicchia è diventata rapidissimamente un prodotto consolidato e molto sorprendentemente con una fascia di lettori molto trasversale, cioè le persone più umili, più semplici e anche le persone dotte. Si dice che ci fosse il filosofo, che poi ai tempi era anche Giovanni Gentile, che era anche ministro della cultura, credo, quello che ha fatto la grande riforma scolastica. Sì. Pre-guerra, diciamo, nel periodo del ventennio, che andava ad aspettarla in una certa stazione dove si sapeva che per una bizzarria della distribuzione arrivava un giorno prima, per cui lui andava ad aspettarla lì. Però il momento di maggior sviluppo che c'è stato è stato dopo la guerra, quando è cominciata la scolarizzazione ha cominciato a galoppare, e la settimana enigmistica accompagnava con le sue domande, anche con le sue curiosità. Dopo la seconda guerra mondiale? Dopo la seconda, sì. E con le sue curiosità, con le sue domande, con le sue notiziole, accompagnava proprio questa sete di sapere che ha accompagnato proprio l'Italia del boom. E infatti il momento più di grandissimo sviluppo è stato attorno agli anni 60. Per cui abbiamo accompagnato qualche generazione a crescere. È chiaro che se uno fino a diventare la vive un'eccellenza così, italiana. sì, la vive così, poi diventa anche un oggetto di famiglia e la ritiene un'eccellenza italiana. Certo, sappi che insomma, io ti chiederò l'autografo alla fine di questa puntata, no, perché ho la mia famiglia che è molto dipendente da questo oggetto, che è molto affascinante. Cioè adesso oggi siamo andati proprio a prenderlo fresco ed è sempre bello averlo tra le mani. E noi, tra le curiosità che siamo andati a recuperare, sappiamo che avete saltato solo 2 numeri nelle vostre uscite, e stiamo parlando appunto della seconda guerra mondiale, no? In quegli anni lì. Sì, siamo nel 1943, a seguito dei bombardamenti molto intensi degli americani su Milano. Lo stabilimento tipografico dove veniva stampata è rimasto molto danneggiato, per cui per 2 settimane non è uscita.
Nel 1945 invece, con la liberazione, per cui anche tutti i sommovimenti che ci sono stati a Milano un po' prima e un po' dopo, credo che sia stata per 1 mese e mezzo, non sia stata in edicola. Questi sono gli unici. È interessante che quando si è bloccata per i bombardamenti americani, poi c'era una piccola didascalia che diceva i selvaggi bombardamenti nemici, c'era quel minimo di retorica necessario. No, di solito questi sono messaggi che si mettevano a pagina 2 comunque, perché si è sempre stati abbastanza discreti nella comunicazione col pubblico, mentre invece dopo la liberazione i recenti avvenimenti ci portano e così via, insomma. E quanto sono importanti gli aspetti grafici? Adesso noi nel fuori onda ti abbiamo già chiesto qualcosa e ne stavamo parlando, insomma, con il nostro team, il fatto che ci siano sempre dei colori fissi, ci siano sempre delle figure, cioè uomo-donna in base a pari o dispari, cioè raccontaceli un po', perché è interessante e magari qualcuno non ci ha mai fatto caso o non sa il significato che c'è dietro, o i giochetti che ci sono dietro a livello grafico. La nostra è una rivista che cerca di essere moderna, classica, ereditando tutto quello che c'è del passato. Perché proprio in virtù di questo fatto dei nonni che insegna le cose ai nipoti, noi siamo una presenza familiare, anche magari chi non ci ha comperato mai, però grosso modo ci ha visto, e molto spesso in un salotto tu la vedi la settimana enigmistica. Allora la settimana enigmistica deve mantenere un'area di visibilità e di riconoscibilità che è un po' il suo marchio di fabbrica. Di conseguenza noi ci appoggiamo ai modelli che sono stati elaborati dal passato, ma sarebbe un errore dire che sono uguali, perché nel corso degli anni, piano piano, modifiche ce ne sono sempre state. Se tu solo acquistassi o avessi occasione di avere sotto mano una rivista di 10 anni fa, 10-12, e quella di adesso, troveresti delle notevoli differenze. Magari non sapresti dire che cos'è, però non so, c'è più aria tra una volta... A livello di impaginazione o a livello di colore? A livello di preparazione grafica. Preparazione grafica. Ad esempio, non so, i caratteri, ci sono dei caratteri più moderni, un pochino, richiamano quelli vecchi, però... Caratteri intendi il font, diciamo. Esattamente, i font hanno sono stati studiati per avere una leggibilità un pochino più aerea, più leggera, perché una volta l'idea di rivista, se pensi anche alle antiche riviste... Adesso sto provando ad immaginarmi la settimana enigmistica che vedevo a casa dei miei nonni, io la trovo comunque molto simile. È molto simile. Allora, l'impostazione grafica è molto simile. Il verde per me è nuovo. No, è sempre... Oggi. Cioè, mi ha colpito, diciamo, come... Verde, blu e rosso. Non lo so, perché forse anche all'interno delle parole crociate. Lì quella è una cosa nuova. Questa è una cosa nuova. Sì. Anche il formato di quei giochi lì, perché sono giochi che devono essere alla portata di persone meno esperte o comunque più giovani, noi immaginiamo. Di conseguenza si è cercato di... Siccome una persona più giovane comunque si immagina che abbia una fruizione un pochino più veloce delle cose o non ha voglia di perdere troppo tempo, allora abbiamo immaginato dei formati più ristretti, tendenzialmente delle parole, sono persone giovani quelle che creano questi giochi qua, per cui parole più sul target giovanile, e per sottolineare una certa freschezza delle cose abbiamo introdotto il verde anche lì. Sì, quello c'è da tutte le parti. Come viene distribuito? Cioè il verde oppure il blu? Cioè come avviene? Qua? Sì, allora, no, in generale dico il fatto che quando è dispari, dimmi se sto dicendo giusto, che quando è dispari il numero oggi è 4775. Sì, sul 5 dispari donna. DD. PU, pari uomo, dispari donna, tranne nel passato, che quando abbiamo fatto un omaggio ad Aldo, Giovanni e Giacomo, non sappiamo se se ne sono accorti, però noi l'abbiamo fatto. Diciamolo in questo podcast, li abbiamo messi, li tagliamo. Esattamente, li abbiamo messi tutti e tre uno dopo l'altro. Quindi è sempre stata nella storia della settimana tendenzialmente uomo-donna alternati, tranne per Aldo, Giovanni e Giacomo. Allora devi pensare una cosa. Questo mi rende molto contento. Quelle che sono adesso delle regole che ormai sono statuite, ci sono da anni, per cui che le seguiamo con una certa facilità. Negli anni 50, anni 60, anni eroici in cui la rivista veniva fatta dopo 2 settimane pubblicata, se non si trovava una bella foto di donna, si buttava dentro un uomo, c'è il rischio che ci fosse stato qualche sbavatura, qualche uomo-uomo, donna-donna.
Adesso che siamo molto stabilizzati su queste cose e che ci preoccupiamo di altro, queste sono delle regole che noi abbiamo e che noi seguiamo senza troppi problemi. Mentre invece c'è qualche strappo alla regola invece? No. Aldo, Giovanni e Giacomo. Quella l'anno, ti ricordi l'anno? No. Guarda, potrebbe essere primi anni 2000, nel periodo del loro massimo. Cioè dicevi un omaggio a loro, ma perché era uscito un film in particolar modo? No, così, noi, quindi, ecco, nelle nostre cose siamo sempre disinteressati. Cioè se io metto Deliveroo, non è che poi telefono Deliveroo dicendo sentite vi ho messo in un gioco di parole crociate, mandatemi gratis da mangiare. Se lo scoprono, bene, se qualcuno se ne accorge, siamo contenti. Bene, e sicuramente qualcuno l'avrà fatto, altrimenti... No. Guarda, c'è una storia, se ti interessa, una storia certo. Proprio. Allora, io sono molto appassionato dei gialli di Rocco Schiavone di Manzini, di Antonio Manzini, che ho avuto la fortuna di conoscere. E lo seguo proprio dai primi tempi, e dopo c'è stato il boom televisivo, sono contento, però dai primi tempi. Allora, in uno dei primi romanzi c'era la moglie che ogni giorno dava una parola nuova al commissario. E a un certo punto il commissario, il vicequestore, si arrabbia. E lui a un certo punto incontra uno che fa le parole crociate, che chiede esattamente quella definizione lì o qualcosa del genere, e lui gli risponde dicendo sulla settimana in mistica qua chiedono questa cosa. E allora questo era tutto inventato, no? Allora io in un gioco di parole crociate ho messo quella parola lì. Non l'ho detto a Manzini così, però io l'ho messa in modo che poi dall'altra parte ho messo un titolo di un suo romanzo, tanto per occhieggiare, ma per me era chiudere un cerchio, per cui ho reso plausibile il fatto che sulla settimana in mistica ci fosse quella determinata parola, per cui che in teoria ci poteva essere qualcuno che la risolveva e che in teoria avrebbe potuto passare un ipotetico Schiavone a chiedere la cosa. Certo. Ecco, questi sono i nostri omaggi nascostissimi. Parlando di cose nascoste, una cosa che non è mai, diciamo, apparsa è la pubblicità. Togliamo un po' di leggenda. Sì. Negli anni 60, negli anni 50 e 60 la pubblicità c'era, ma erano dei talloncini così per riempire gli spazi, ed erano quei talloncini. Voi non c'eravate, per cui voi non potete... Però, mentre lo dici comunque controllo, metti che becco oggi su questo. Se la becchi, sì, volentieri, guarda... non so, facevano, adesso qui qualcuno della vecchia generazione sobbalzerà, però facevamo la pubblicità la scuola Radio Elettra di Torino, che era una scuola di avanzamento professionale che potevi fare per corrispondenza, e negli anni 60-70 col tipo di scolarizzazione che c'erano persone che facevamo pubblicità, credo, agli occhiali a raggi X, che puoi guardare le cose oltre quello che sono. Facevamo pubblicità a bevi questa sostanza e diventerai più alto di 5 centimetri. Questo era un po' un riempimento tipografico, era l'eredità di un tipo di pubblicità interstiziale che veniva usato su tutti i settimanali che giravano in quel periodo, tipo ai tempi c'era, che ne so, Stop, Gente, e c'erano queste piccole cose. Poi a un certo punto ci siamo resi conto che con tutta l'attenzione che mettevamo nelle cose, non potevamo, non dico fare i cialtroni, però pubblicizzare delle cose inverosimili, o comunque non ci serviva. Il tipo anche di entrata che c'era era veramente risibile. Allora si è deciso di evitare questa cosa qua. Per cui di non dipendere anche, tra virgolette, da nessuno. Sì, ma poi comunque erano cose veramente minime. Penso che sia dagli anni... Potrei ipotizzare tra il 65 e il 67 sono state tolte tutte. Troviamo solo all'interno dei concorsi a premi, sì. Però sfatiamo anche questo luogo comune. Sfatiamo, sì, perché i premi ci sono persone che non sono, diciamo, chiamiamole così, marchette, come utilizziamo un termine oggi, ma acquistati da voi e poi messi in palio. Allora, viene chiamato, scambio merci. Scambio merci, sì. No, zero. Con marketing. Sì, con marketing. No, noi vogliamo essere estremamente indipendenti. Di conseguenza noi abbiamo dei concorsi, i concorsi sono una parte abbastanza importante perché sono anche quelli una forma di dialogo con i lettori, e abbiamo un concorso settimanale, a volte accanto al concorso settimanale ci sono dei concorsi speciali, estivi, lunghi, e abbiamo anche dei concorsi per i ragazzi. In tutti questi concorsi cerchiamo di creare un montepremi in cui il primo premio è sempre una cosa abbastanza interessante, può essere uno smartphone, a volte non so... Sì, ho visto dei bei premi. Sì, e poi spesso, non so, tipo una cosa d'oro, un ciondolino d'oro, cose del genere.
anche se in questo periodo sono molto apprezzati i premi in natura del tipo Pacco Dono Italy, i fratelli Carli Olio, però noi vogliamo rimanere... Parlando di Made in Italy ci piace. Esattamente, sì, noi cerchiamo di restare in quell'ambiente lì finché riusciamo, infatti tipo... Sotto Natale diamo in premio spesso le bottiglie di spumante, sono apprezzati, cioè cassetta con 3 bottiglie di spumante, però lo facciamo sempre cercando di fare qualcosa di appetibile e gradito ai nostri solutori. La società che vende le cose, Italy, così, con loro abbiamo un rapporto di cordiale frequentazione, ma non chiediamo favori perché noi vogliamo sentirci liberi in quello che facciamo. Mentre invece noi abbiamo tante persone che interagiscono con noi, ci scrivono, ci telefonano, mandano mail, e ogni tanto c'è l'insinuazione: avete messo il televisore Samsung invece che quello perché siete filo sudcoreani. No, guardi, abbiamo preso quello perché avevamo bisogno di un televisore così, i nostri budget ci hanno consigliato quello, ed è questo, ecco. E invece arriviamo un po' anche, diciamo, alla tua figura, alla tua storia, a tuo papà. Raccontaci un po' di più di come sei entrato tu in azienda, di come adesso possiamo dire che rappresenti anche operativamente la settimana enigmistica e varie cose, insomma. Questo è un discorso abbastanza articolato. Comunque, per fartela molto breve, poi se vuoi potrai approfondire. Mio papà aveva una predisposizione innata per creare i cruciverba. Era figlio di 2 persone che parlavano solo in dialetto. Nel 1945-46 è venuto a contatto con le prime giochi di parole crociate che erano sulla Domenica del Corriere. A quei tempi lui aveva 15 anni, grosso modo. Anzi forse 14, provò a mandarne uno e venne subito pubblicato. Allora, orgoglioso di tutto questo, scrisse alla Settimana Enigmistica, che in quel momento era uno dei fenomeni rampanti, e accettarono subito il suo materiale, tant'è vero che dal 1948 cominciarono a pubblicare suoi elaborati, che potevano essere giochi di parole crociate oppure i rebus. Nel 1948 mio padre aveva, dunque lui era del 33, a 15 anni, 15-16 anni poi ha cominciato a farlo. Però lui aveva una sua carriera, per cui lui era un perito chimico, per cui fino al 1960 lui è stato un perito chimico che collaborava alla Settimana Enigmistica. Che aveva questa passione. Esatto. No? Nel 1960, in occasione dell'aumento dei fogli della Settimana Enigmistica, che da 32 pagine diventarono 46-48, e avevano bisogno di maggior compagine redazionale, lo assunsero, e mio padre, che lavorava alla Monte Edison, che ai tempi era una realtà, la chimica ai tempi era in grandissima espansione, erano state inventate delle forme di plastica. Quindi stava andando bene, insomma. Stava andando molto bene, sì. Ha affrontato questo salto nel buio di andare comunque in una rivistina. I miei nonni, molto tradizionalisti, erano abbastanza lasci un'azienda. Esatto, sì. E invece la scelta si rivelò ottima, anche perché lui andava a lavorare felice sostanzialmente. Questo è uno dei temi, insomma. E il suo ingresso alla Settimana Enigmistica coincise con uno sviluppo molto importante dal punto di vista quantitativo, ma soprattutto qualitativo. Lì avvenne, già era messa bene come qualità dei giochi, ma lì avvenne proprio un grande boom. E da quel momento la figura di mio padre, la firma di mio padre, molto riconoscibile perché il cognome che abbiamo non è molto frequente, progressivamente diventò una specie di modo di dire. Lui era proprio collocato nell'ultima pagina, nello schema più difficile, prima delle pagine delle barzellette, e diventò un modo di dire addirittura, cioè citazioni. Però lui continuava a dire, quando noi che eravamo bambini dicevamo: papà, ma cosa devo dire a scuola? Che cosa sei tu? E lui diceva: io sono un impiegato. Cioè lui mantenne comunque una grande modestia, profilo basso, diciamo. Sì, profilo basso. Probabilmente era caratteristica anche di quei periodi, di quegli anni in cui tu facevi il tuo mestiere ed eri soddisfatto di farlo senza curarti della fama che questo portava. Quando nei primi anni '80 si rese conto di quanta fama aveva, insomma si stupì abbastanza, non riusciva molto a crederci. La mia storia si accavalla alla sua, nel senso che quando io ero ragazzino, lui a volte a casa si portava un po' di lavoro da fare con la mattina, poi lui era mancino, per cui con la mano destra scriveva, perché era stato forzato a scrivere con la destra, e con la sinistra cancellava. E noi figli eravamo lì appollaiati sul tavolo che guardavamo cosa faceva. E cosa faceva? Cioè,
nel dettaglio. Scriveva lettere dentro nelle caselle di un foglio a quadretti. Era già qualcosa di simile, diciamo, no? Prendi un foglio a quadretti tipo quelli dell'elementare, quadretti grossi. Sì. Lui se lo metteva lì aperto, cominciava a scrivere dentro alcune parole, se dopo ci torniamo su come si fa, con queste matite. Allora non c'erano i portamini, c'erano ancora le matite, quelle un po' spesse, le B, per cui che lasciavano giù un nero omicidiale, e quando l'incrocio che stava facendo non funzionava, a volte diceva anche delle cose non ripetibili e cancellava e faceva delle altre ipotesi, e noi ci siamo abituati a capire com'era il meccanismo di costruzione di questa cosa. Poi le varie parole, le varie lettere. Poi quando eravamo bambini, mio papà per intrattenerci, quando vai al mare, vai in montagna, fa la passeggiata, lui era un grande appassionato di opera lirica e di mitologia, per cui ci raccontava le trame mitologiche, per cui noi siamo cresciuti invece che con le favole ci pensava qualcun altro, siamo cresciuti con il mito il classico era il Minotauro, con tutta una serie di descrizioni sulla fuga di Dedalo, e ci insegnava queste cose, per cui piano piano entravano dentro nel nostro sapere. E anche proprio questo gusto per il racconto antico. Vi ha lasciato poi, no? E in più ci insegnava a giocare con le parole, per cui non era infrequente, ad esempio, fare questo gioco che poi sulla settimana mistica si chiama il bersaglio, in cui lui partiva da una parola e noi dovevamo dirne un'altra che fosse legata secondo determinati criteri. Per cui se lui diceva spinaci, io potevo fare l'anagramma che è piscina, oppure spinaci dire braccio di ferro. Allora dopo mio fratello diceva braccio di ferro gioco, perché era il gioco del braccio di ferro. Questo ci ha svegliato fuori molto, indubbiamente, soprattutto sull'aspetto del gioco di parole. In una maniera allucinante già da piccoli. Ci ha dato elasticità mentale e soprattutto una padronanza del linguaggio, per quanto fosse il linguaggio che usi a 10 anni, a 15 anni, una padronanza abbastanza sciolta. E io credo che una delle cose importanti di chi si avvicina delle volte alla settimana mistica, anche da bambino, poi la molla, però ci torna, sia proprio l'assorbimento di questo gusto del fatto che puoi manovrare le parole. Se tu riesci a manovrare bene le parole, vuol dire che ce le hai dentro, e vuol dire questo significa proprietà di linguaggio quando sarai più grande, e se hai proprietà di linguaggio fai strada nella vita. Questo perlomeno è il mio paradigma, è la mia idea. Ecco. Insomma, giochi, hai basato, diciamo, la tua vita, la tua carriera sulle parole. Sulle parole, no? Poi c'è mio fratello Stefano, che è un grande esperto di parole, laureato in semiologia, professore, che poi questa cosa l'ha sviluppata in maniera ancora proprio accademica. Io mi limito a giocarci, diciamo così. Però comunque, per chiudere il discorso, quando nel 1982, a 23 anni, dopo una carriera universitaria non particolarmente brillante, decisi di smettere tutto e di fare qualcosa, mio padre mi portò a casa una bozza della settimana enigmistica, mi disse: comincia a risolvere questa cosa qua e poi vediamo come ti trovi. Tutta bianca, dovevo risolverla tutta e trovare gli errori. E ecco, mi innamorai di questa cosa qua, e quando in redazione, per una serie di ragioni, ci fu bisogno di un personaggio, mio padre suggerì, perlomeno questo è quello che la leggenda mi dice, perché io il backstage non l'ho conosciuto mai fino in fondo, e io nel 1982 sono entrato a lavorare in questa redazione, che era ancora una redazione che ereditava i modi degli anni 60, per cui c'erano quelle scrivanie col panno verde, c'erano delle piccole luci sopra, tutti che lavoravano, sembrava uno scriptorium medievale. E io sono entrato come ragazzo di bottega e ho compiuto tutta... Quanti anni avevi, scusami? Avevo 23 anni. 23 anni. Sì, poi io sono del 59, e la cosa che io credo che sia stata preziosissima è che ho cominciato battendo a macchina delle cose che mi dicevano altri, ma ho fatto di tutto. E però questo mi ha dato la conoscenza molto profonda anche dei meccanismi di redazione, oltre che di quelli creativi che già conoscevo attraverso la frequentazione di mio papà. Poi tornavamo a casa a mangiare in macchina perché abitavamo distante, allora in macchina poi ci si confrontava, si parlava, insomma ho avuto anche una scuola parallela, oltre che quella proprio del campo. E poi purtroppo mio papà è morto molto presto, è morto nel 1989 che aveva 56 anni, e a questo punto, quando lui non c'è stato più, abbiamo sfruttato tutte le scorte di giochi che aveva fatto, che grosso modo sono durate un anno, e poi a quel punto io
parlando con l'editore nonché direttore, gli ho detto: ma io i giochi per crociate li so fare, sapete che li so fare perché ovviamente già li facevo, era già qualche se anno. Volete possiamo provare a vedere cosa fare. Io ai tempi firmavo Alessandro e basta finché mio papà era in vita. E allora decidemmo di firmare A. Bartezzaghi e provammo un po' questa cosa, e il pubblico temevamo questo, perché mio papà era molto bravo, cioè era un genio nel suo campo, temevamo questo scalino, invece il pubblico mostrò di apprezzare. Sentivi anche tu un po' di pressione? Ma sai, quando c'hai adesso, nel 1989, quando sono proprio subentrato sulla scrivania di mio padre, avevo 30 anni, sei in una fase, tutti voi di quest'ambiente che lavorate in un posto così giovane, credo che sappiate come magari hai un po' di soggezione verso certe cose, ma ti senti energico e dotato. Sì, per cui io mi sono buttato, e poi quello che veniva. Direi di sì, sono stato anche fortunato, diciamo così, ad avere la fiducia delle persone che hanno lavorato con me. Però poi insomma l'hai dimostrato sul campo, piano, visto che la tua firma è diventata iconica, riconosciuta da gran parte di italiani. Guarda, ti spiego un piccolissimo retroscena. Meno parlo, meglio è per il contenuto dei nostri podcast. Allora, questo è un retroscena veramente che pochi possono intuire, ma quando mio papà a un certo punto è morto, lui faceva i giochi più difficili e di conseguenza c'è stata una piccola fetta di pubblico, quelli che amavano proprio la super sfida, così, che ci ha scritto una quantità abbastanza importante di lettere che ci diceva: cosa succede adesso che non c'è più quello che fa le cose il più bravo, come faremo? Sì, come faremo? Allora decidemmo, siccome sulla settimana enigmistica i giochi di prova crociate, quelli importanti, sono 4, di cui i 3 sono quelli più seguiti, e sono uno a pagina 33, uno a pagina 37 e uno a pagina 41, anche attualmente. Ci vado, E in teoria sono uno un pochino più abbordabile, l'altro più divertente e difficile, e quell'altro è la sfida. Quindi sono a pagina 33, chi 37 ci guarda o 41. Ok. Allora decidemmo, siccome eravamo 3 autori ai tempi, decidemmo di alternarci a rotazione. Uno faceva quello facile, uno faceva quello medio e uno faceva quello difficile, in modo che il pubblico si affezionasse a più firme, oltre che alla mia. Per cui io attualmente le cose vanno avanti così, pur con autori diversi, la mia è rimasta. Per cui, quindi tu sei sul più... Allora adesso sono... Su quello medio. In questo numero qua sono su quello medio, nel prossimo sarò su quello difficile. Poi chiaramente ciascun autore ha il suo stile, ai suoi vezzi, vuole mettere certe parole, per cui anch'io in quelli anche facili cerco di mettere qualcosa che stimoli un po'. Dai, svela adesso, già che ci siamo, visto che sono sul tuo, qual è la parola che butti di solito più dentro? No, non ce n'è una che butto più dentro, no. Ci sono le parole a cui tu affezioni. È una parola a cui tu affezioni che automaticamente in probabilità troveremo di più all'interno. Beh, a me piacciono molto le locuzioni latine, tipo quando leggi primus inter pares, tertium non datur, mi viene subito voglia di buttarla dentro, poi dico: ma l'ho già usato un anno fa, ma chi se ne frega. Però qualche tempo fa un amico mi ha segnalato una parola che è anche abbastanza moderna, che è il petricore. Allora, petricore è, non so per chi ci ascolta, per me è nuova. Godo della tua perplessità. Sì. Petricore, adesso ti stupisci, è il profumo che fa la terra quando riceve le prime gocce di pioggia. Quel profumo che sale, che senti, ecco, quello è petricore. Che peraltro è petricore, che è una parola che deriva, credo, da qualche, forse in fondo anche è un inglesismo. È stata creata, credo, tra gli anni 60 e gli anni 70. Quando ho scoperto sta parola, appena posso la butto dentro perché è troppo bella, è troppo sorprendente. E soprattutto poi penso magari uno va a vedere, perché magari a volte ci arrivi tramite l'incastro, no? Certo, è una parola così. Poi vai a vedere magari il significato e scopri che è una cosa, è una sensazione, un'immagine che insomma quotidiana. Molto piacevole, sì. Ad esempio, non so, tra gli inglesismi, che ce ne sono tantissimi, c'è ego surfing, che è molto bello, perché l'ego surfing è la tendenza a cercare il tuo nome online e vedere quante volte su un motore di ricerca quante volte surfare il network, però da ego, cioè cercando di vedere tu quante volte sei messo. Bello. Ci sei. L'ego surfing. Sì, ego surf, anche questo. E come viene
però come la si trova sul numero, sulla settimana enigmistica? Cioè, in che senso? Quando tu devi andare a scrivere ego surfing, cioè com'è la definizione? Ma la definizione è cercare su tutto, internet più volte. sì, cioè, può essere così. Puoi essere molto secco con poche cose, allora devi essere un po' vago, del tipo una pratica narcisista su internet, per dire. Però uno fa molta fatica a capire e poi quando la risolve non capisce bene che cos'è. Invece tu in poche righe, perché le nostre definizioni comunque devono rispettare degli spazi tipografici, per cui devi essere conciso, devi rendere l'idea. Per cui la cosa è... Che è forse il lavoro più difficile. Sì, è una delle cose più difficili, perché poi l'autore magari poi butta giù una serie di definizioni, poi dopo c'è il redattore che deve farle stare dentro, allora poi c'è tutto anche come si può dire, un colloquiare redattore autore su guarda che ti ho fatto sta cosa qua, e quello dice madonna mi hai scempiato le domande cose del genere. Beh. Però potresti fare una definizione del tipo la pratica di cercare il proprio nome online. Oppure su un motore di ricerca. Se non c'è spazio scrivi su Google con un po' il dubbio di avere fatto una pubblicità, ma ormai ci sono delle Google, parole che sono troppo così utilizzate. Negli anni '80 scrivere Coca-Cola in un gioco di parole crociate era comunque un po' ma stiamo facendo della pubblicità, adesso buttiamo dentro Deliveroo come se niente fosse. Sì? Com'è cambiato l'inserimento, cioè l'utilizzo, non so, di alcune parole che poi sono brand e quindi il far pubblicità all'interno delle parole crociate oppure no? Cioè quanto dovete stare attenti? Posto che noi dobbiamo comunque rispettare le sensibilità di un pubblico molto trasversale, per cui devi stare molto attento a non scrivere cose particolarmente che urtino, noi viviamo anche immersi in un mondo in cui ormai il brand fa parte del linguaggio. Una volta c'era, che ne so, l'acqua minerale San Pellegrino, adesso invece ci sono tanti modi di dire o tanti riferimenti che sono immersi nel nostro mondo. Di conseguenza mettere il nome di una catena di supermercati piuttosto che appunto di una catena di deliver, di cibo, incide meno, tra virgolette, scandalizza meno rispetto a una volta e a volte ci dà alla rivista come dire, un alone di realtà che è immersa nel proprio mondo. E in questo periodo, con l'evoluzione della società che abbiamo, è molto importante fare capire che ci sono queste cose. Per cui anche le parole che usiamo devono chiaramente essere classiche, devono richiamare tante cose, perché poi chi ci risolve spesso sono persone un pochino più anziane, un po' più avanti con gli anni, per cui ci andiamo a rifare anche un po' al loro mondo. Però bisogna anche mostrare che siamo nel moderno, per cui si può mettere, una volta mettevi trap, mettevi l'allenatore perché era l'abbreviazione di Trapattoni, adesso trap metti la musica, certo. Sì, metti un genere musicale. E alcuni termini magari che si utilizzavano che adesso invece non si utilizzano più. Ma guarda, quella cosa lì è un esempio, può essere. Ho provato a ragionarci un po' su questa idea, perché ho detto questa chiaramente sul discorso dell'evoluzione del linguaggio può essere un argomento che verrà, un nodo che verrà al pettine. Soprattutto certi termini tecnici di una volta con cui la gente si riempiva le parole adesso sono scomparsi, tipo non so, una volta il registratore a cassette, sì, lo chiamavano il magnetofono, adesso non c'è, è scomparso. Se ecco, metti una parola crociata adesso, viene considerato una cosa difficile, per cui tante cose che attengono al mondo della tecnica scompaiono. La cosa impressionante è che abbiamo avuto uno sviluppo così veloce tecnologico, per cui fino a occhio 25 anni fa, fax era una parola moderna. Adesso fax è una roba quasi da età della pietra, cioè ancora il fax, certo. In ufficio, mi dai ancora il numero di fax. Ecco, come ad esempio, mi ricordo negli anni '80, quando io entrai in redazione, feci un gioco di parole crociate con dentro compact disc, che erano i primi della musica, i CD della musica, e in redazione non credevano che esistesse questa parola, perché non era registrata sui vocabolari, che ai tempi uscivano in edizioni ogni 4 o 5 anni e di conseguenza registravano i neologismi con un notevole ritardo. Allora, siccome sotto l'ufficio c'era un negozio di dischi, andai giù, presi un CD, come si chiama andai dal direttore, gli dissi, vede, si chiama compact disc, va bene, allora è fattibile.
Adesso il compact disc espresso così, io comincio a metterlo in un gioco di pagina 37 usando i parametri di prima, cioè un gioco di media difficoltà, perché immagino che mio figlio che ha 20 anni faccia un po' fatica a capire che c'è un legame tra CD, tecnologia peraltro già antiquata per lui, e compact disc. CD, forse si va sull'abbreviazione, sì, ancora riesce a prendere qualche giovane. Sì. Compact disc è più difficile. Per cui, però il discorso è, se io so che in certi periodi dell'anno, in certi momenti, anche una persona di una generazione molto più giovane si avvicina per curiosità, perché l'ha visto fare la nonna alla rivista, e probabilmente in riva al mare insieme con altri amici cercheranno di risolverla dicendo guarda questi cosa hanno scritto, però provandoci, io lì posso infilare compact disc. Se solo cerco di mettere poi tra le parole che si incrociano delle parole abbastanza semplici in modo che lui lo ricavi e per cui capisca. Ah, ok. Ecco. Per cui l'autore di Parole crociate deve cercare sempre una specie di dialogo con il solutore, che è un dialogo fatto, se io ti mettessi tutte capitali dell'Alaska, fiordo della Norvegia, è logico che non lo sai e dici anche ma non mi interessa, questi qua sono degli psicopatici, lasciamoli andare per conto loro. Invece tu devi sempre prenderli per mano e se gli metti qualcosa di difficile, ed è giusto che glielo metti perché sennò, voglio dire, se il pane non scrocchia un po' non ti dà, è troppo molle, no? Sì. Però contemporaneamente devi dargli almeno un po' di strumenti affinché lui possa cercare di ricavare questa parola e tutt'al più poi possa andarsela a cercare sugli strumenti che ci sono adesso. Ecco. Questo è il lavoro dell'enigmista. Allora, poi enigmista questo è il lavoro di chi fa i cruciverba sostanzialmente. E come si costruisce un cruciverba? Cioè andiamo nel... Guarda, abbiamo qua la tavola, la tavola a quadretti, se vuoi. Ci sono due tipologie basilari di cruciverba che dipendono dalla struttura dello schema e delle caselle nere come sono messe. Ok. Cioè le caselle nere... Sì, questo che c'è in copertina... Sì. Spiega anche a chi davvero non l'ha mai vista. Ma guarda, è una disposizione regolare di caselle nere. Questo significa che grosso modo le parole che si incrociano saranno tutte della certa lunghezza e sono vincolate. Cioè, questo è, l'autore non può andare oltre a questa cosa che c'è. Questo ti dà alcuni vincoli perché non ci sono, quindi questo in è determinate il primo posizioni. passaggio. Cioè... Questa è una tipologia okay, che costringe l'autore a tenere il vocabolario abbastanza ristretto perché deve seguire il vincolo della lunghezza delle parole e che aiuta un po' il solutore nella soluzione. Quando tu incontri invece un gioco che si chiama a schema libero, sì, questo, e le famose pagine 33, ecco, 37, questo qua, ecco qui le caselle nere sono messe a discrezione dell'autore, per cui le parole possono variare di lunghezza e di conseguenza c'è molta più libertà nella creazione e l'autore deve essere anche bravo a disporre le caselle nere in maniera un po' armonica, in modo che il solutore trovi gusto nel risolvere il gioco. C'è tanto un lavoro, adesso sto pensando, è molto affascinante il fatto che è molto psicologico anche il lavoro che c'è dietro, nel senso che prima parlavi di una connessione, di entrare un po' in empatia con il solutore, cioè guarda, per riuscire poi comunque a tenere incollata una persona, è così, fidelizzarla poi, sì, no? È così, è strano, perché cercare un dialogo con un utente, non parlando come stiamo parlando noi due adesso, non sai chi c'è ma dietro, attraverso delle parole, delle lettere che si incrociano, perché l'inizio è che tu scrivi delle lettere che corrispondono a certe parole e poi cerchi di creare le verticali che funzionino e poi le orizzontali, così, per cui tu stai lavorando su un reticolo di parole. Però contemporaneamente devi pensare che questo reticolo poi finirà sotto gli occhi di qualcuno, sarà bianco e lui dovrà provare a entrarci dentro. Se dovessi fare un po' di letteratura, ma proprio sì. Io penso sempre che è come quando io creo un gioco di parole crociate, è come se io aprissi un sentiero nella giungla col macete e poi ci sarà un quantitativo abbastanza importante di persone che mi verranno dietro questo pensiero, a questo sentiero. Cioè io creo una strada, creo il reticolo, metto insieme un po' di definizioni poi verranno messe a posto dalla redazione, cioè è un lavoro abbastanza strutturato. Ci arriviamo sì, che però deve accompagnare le persone lungo percorsi mentali che io ho già fatto.
io credevo che ci fosse una forte separazione tra io che sono alla scrivania e faccio questi reticoli e poi le persone di là che le risolvono. Fruitori, sì, diciamo. I fruitori. Invece fu mio padre a cominciare a mettermi la pulce nell'orecchio, dicendo: guarda che più tu lavori su un gioco, più il solutore farà fatica e lavorerà su quel gioco lì. Più tu ti diverti a fare un gioco, più il solutore si divertirà. Allora, non ci credevo fino in fondo, finché non ho avuto l'occasione di vedere amici, coetanei che provavano a risolvere dei giochi, che mi dicevano: ma che cosa ti è venuto in mente qua? Mentre io a priori avevo detto: guarda un po' qua cosa gli faccio vedere. Per molti apri una strada, è bello, per altri prendi gli insulti. No, sì, dimmi questo. Sì, sono delle persone a cui più fischiano le orecchie dell'universo, credo. E poi chiaramente siamo adesso, questo è una digressione, però allora c'è la persona un pochino più anziana che ti scrive dicendo: ma quante parole in inglese state buttando dentro? C'hai la parola per col tono seccato. Sì, c'hai la parola che la persona, non so, che ha vissuto un po' in Spagna e comunque di linguaggio ispanico, che ti dice: ma perché continuate a mettere dentro delle locuzioni francesi quando invece il linguaggio spagnolo è molto più diffuso nel mondo? Diventa una grande polemica, tra virgolette. Tutto, no? Guarda, c'è di tutto. E però a me quello che molto interessa è che le persone delle giovani generazioni non lo vivano come un oggetto estraneo e lontano dalla loro cultura, ma ci trovino dentro qualche elemento loro. Che genera gusto. Non è facile, non è facile. Certo, e sempre di più, insomma, le nuove generazioni, anche noi, sì. insomma, adesso abbiamo un pubblico relativamente giovane, sono attaccate, no? Sempre di più alla tecnologia, ai social, al telefono. Ma poi si sviluppano cioè i miei figli, quando io faccio un po', non so se si può dire, fai un po' lo sborone. Certo. Loro dicono: papà, stai flexando di brutto. E allora, cioè, io non posso mettere flexare in un gioco di parole, cioè, ma ci avrei una voglia. E tu, i tuoi figli, scusami, che età hanno? Beh, adesso hanno 20 e 24 anni. E quindi però loro sono quelli su cui puoi provare, no? Certi esperimenti, devo guardare, sì. Devi guardare per le parole nuove. Sì. Ma sai che mio figlio è tornato da un viaggio in treno e diceva: ma sai papà, una roba, c'era scritto vietato lordare i vagoni. Cosa vuol dire lordare? Per me lordare è una parola che io avrei usato tranquillamente anche in un gioco facile, e sono rimasto lì perché hanno un vocabolario completamente diverso. La mia generazione, che è abituata, non so, ad esempio a degli attori che sopravvivevano per decine di anni, se tu dici Vianello, Raimondo Vianello, grosso modo se lo ricordano tutti. Sì. I ragazzi di adesso over 20, anche 20-25, ma chi è sto Vianello? Cosa faceva? Dopo dicevano le cose prime, i tempi di Mediaset, così, allora ci arrivano. Però in compenso, cioè io non posso mettere cringe in un gioco di parole crociate, ma mi piacerebbe. Non c'è ancora? Mi piacerebbe tantissimo. Non c'è ancora, che possiamo dire? Sì, secondo me dovrei dire. Come sì? C'è o non c'è? Tu non vuoi dare soluzioni a chi guarda? No, dentro non è stato ancora sdoganato. Questo, no. Non è sdoganato. No, allora. Mamma mia, quante cose mi verrebbero da dirti. Vai. Una volta si usava, come ti ho accennato, sui vocabolari, registrare i neologismi che sarebbero rimasti per lungo tempo nella lingua italiana. Di conseguenza, certe cose che venivano, poi andavano via, non venivano neanche registrate, perché poi venivano pubblicate ogni 4-5 anni. Poi c'è stata la fase, che adesso forse si sta un po' esaurendo, in cui hanno pubblicato una volta all'anno. Una volta all'anno c'era, cioè, tipo, adesso non per fare pubblicità, ma tipo lo Zingarelli, che è uno dei più diffusi, sì. C'è Zingarelli 21, Zingarelli 22, e allora lì per ogni edizione mettono cose e tolgono cose. Quando tu mi hai detto c'è già dentro, io non ricordo bene se nell'ultimo Zingarelli cringe è già stato messo o non messo, però il fatto è che ormai c'è un ammodernamento così rapido nelle cose che magari io cringe non lo trovo sullo Zingarelli, poniamo, adesso non lo so, ma se vado online e vedo che su Google c'è un'occorrenza che supera le 100.000, dico, ma in teoria potrò usarlo, perché comunque sì. È diventato in una. Se ce ne sono 10.000, aspetto infatti, un attimo. Qual è il vostro parametro, insomma, di riferimento sull'inserimento di nuove parole, lo sdoganare nuovi linguaggi, nuove parole? Ma come dicevi adesso, tendenzialmente sì, che ci sia una certa frequenza di uso. Quindi non deve essere per forza inserita all'interno di un dizionario questa parola. Non necessariamente. Una volta doveva esserlo, poi adesso c'è, ad esempio, vedi questa evoluzione tumultuosa che c'è. Treccani,
quando tu dici Treccani, perlomeno per le persone della mia età, la Treccani era l'enciclopedia con la E maiuscola. Io ho una Treccani alle spalle in studio dove lavoro, è monumentale. C'è mio padre che ha la serie. Sì, bravo, ma accompagnava, era segno del benessere raggiunto. Poi Treccani ha cominciato a fare anche il vocabolario oltre che l'enciclopedia, molto bello e molto ricco, però anche lì edizione ferma, statica, così. Ora Treccani lo trovi online e tantissimi neologismi vengono aggiornati al volo dalla Treccani. Certo. Cioè è come se tu dicessi, che ne so, che il museo delle statue di Firenze, dell'Accademia, con tutti i David così, appena c'è uno scultore un po' in gamba che fa qualcosa, track mette dentro la cosa. Sì, è strano. Sì, certo. È strano, bisogna seguire questa cosa. E allora, da un lato non devi spaventare la persona un po' avanti nell'età, l'anziano, che se legge cringe non sa neanche come si legge. E dall'altra parte però devi dimostrare alle persone un pochino più giovani che tu sei immerso in questo mondo qua, e per cui che non arrivi giù con un disco volante, per cui ti propongo la domanda su cringe e tu cerca di cavarti. È bello secondo me perché è un gioco, un oggetto che, come dicevi prima, unisce, no, diverse generazioni, quindi magari a volte rimane completo fino all'ultima parola, fin quando poi non arriva il nipote che dice sì, ma nonna è questo, cioè immagino. È così, anche se capita molto più spesso al contrario. Al contrario. Cioè, il nipote ne fa un pezzo, arriva al nonno e chiude tutto. Ma guarda, questo mi dà occasione di sviluppare due ordini di ragionamento. Il primo è che veramente la settimana enigmistica è stata una cosa transgenerazionale, per cui i ragazzi che soprattutto qualche tempo fa rimanevano a casa dei nonni perché quando uscivano dalla scuola, perché la mamma magari doveva ancora lavorare o aveva altri fratellini da tirare su, i ragazzi vedevano il nonno che la faceva e si avvicinavano, perché poi i nonni di una volta erano molto, molto chiocce, i nonni e le nonne, per cui comincia a unire i trattini, i puntini. È una cosa che riguarda anche me, quindi sì, annerisci le cose, poi magari prova a vedere le differenze e magari se in fianco alle differenze c'è una colonnina con delle notiziole strane, il bambino magari allunga, legge, si incuriosisce, per cui si creava una specie di inerzia, per cui c'era il legame tra nonno e nipote, passava anche attraverso la settimana enigmistica. Bellissimo. E io ho un sacco di testimonianze, soprattutto sui nostri profili social, anche sul mio profilo in Facebook, quando delle volte delle persone commentano, che proprio dicono questa cosa, dicono: leggere la settimana enigmistica oggi per me è ricordare quando stavo con mio nonno. E allora, ma perché i nonni risolvevano così tanto? E questo è il secondo, perché innanzitutto erano negli anni 60, quando un modo per verificare ciò che avevi appreso, per sperimentare il linguaggio che stavi apprendendo, era provare a risolvere le parole crociate. Era una prova quella, sì. Diciamo. E poi, per essere un buon solutore di qualsiasi tipo di gioco, devi avere un certo allenamento. Infatti io sono convinto che tantissime persone la comprano in estate, fanno fatica ad avvicinarsi perché magari sono mesi che non la leggono e certe domande sono difficili. Quindi c'è un discorso anche di allenamento. Di allenamento, questo. Tantissimo. A proposito, hai citato l'estate, c'è un periodo dell'anno, adesso probabilmente ripeterai la stessa cosa, dove ovviamente c'è una vendita maggiore del numero? Storicamente la rivista in estate ha sempre venduto molto di più, perché ci sono le vacanze, perché anche finiscono le scuole, esatto, i nipoti, a proposito, li devi intrattenere, nonni, connessioni. Sì, ma poi anche l'estate è il momento del relax, del tempo libero, dovunque tu lo passi, anche se purtroppo fai poche vacanze, vai al parco, però ti immergi. La settimana mistica è molto associata all'idea di relax, anche se in estate è anche associata all'idea di compagnia, risolviamo le cose insieme, facciamo gruppo, ecco. Per cui in estate sicuramente si risolve molto di più e si compra molto di più. Negli anni passati, nel periodo proprio del grande boom, anche in inverno c'era una notevole frequentazione. Ora la vita che viviamo, la frenesia di quello che si vive, spinge sempre ad acquistare, ma magari non con la frequenza di una volta tutte le settimane, più occasionale, sì, diciamo. Magari ti compro una settimana, un'altra settimana no, c'è anche
esulo un po', ma c'è anche tutto un discorso di editoria, di edicole che si chiudono, difficoltà di trovarla, per cui una volta i nostri genitori andavano a comprare il Corriere, la Repubblica, la Stampa in edicola, vedevano la Settimana Mistica, la tiravano su e la mettevano. Se adesso la leggono online, la Stampa, il Corriere della Repubblica, non entrano in edicola, sono dei meccanismi che sono viene meno l'acquisto, quello che viene chiamato in gergo l'acquisto occasionale. Però adesso siamo sbarcati nei supermercati, per cui delle volte dove non ti prendono da una parte ti prendono dall'altra, però comunque c'è tutto un problema di diffusione legato a questo. Allora, a proposito insomma dei fan, invece prima parlavamo insomma che si crea proprio un bel legame, no? Parlavamo anche di polemiche, di chi insomma a volte contesta, eccetera. Ma vi è mai capitato di sbagliare? Cioè, adesso parliamo proprio non di cose soggettive dove uno dice però perché state mettendo questo tema, oppure vi state concentrando su queste cose, ma chi invece dice ma ragazzi avete sbagliato, cioè è chiaro a tutti, vi è mai capitato? C'è capitato. Oh, l'ha detto. C'è capitato. Allora io vorrei sfatare questo mito della settimana enigmistica come invalicabile, irreprensibile. Vai, sfatiamo luoghi comuni, perché in questo podcast di solito facciamo anche questo. Cioè, la settimana enigmistica è fatta da uomini e donne, anzi da donne e uomini, stiamo sul gender respecting. Molto spesso, cioè noi abbiamo una correzione di bozze che è molto molto accurata. Ci sono svariati giri di correzione. La bozza consiste nel un personaggio, una persona, un collaboratore che risolve tutta la rivista e uno che legge tutta la rivista risolta. E di passaggi del genere ce ne sono 2 o 3, sempre per affinamento progressivo. E di conseguenza intercettare un errore con questo setaccio qua è molto frequente, per cui raramente escono errori. Però qualche cosa può capitare, anche magari, non so, nell'ultima fase di rifinitura cambi una piccola cosa e magari inserisci un'imprecisione. Errori veramente importanti, ne facemmo uno negli anni 90, in cui il sistema di grafico di costruzione della rivista era ancora che tu facevi le pagine e poi c'era il grafico che incollava le vignette dei rebus nelle loro posizioni giuste e poi tutto veniva fotografato, stampato e queste cose qua. Sfortunatamente una volta vennero invertiti i 2 rebus, per cui c'era l'Italia nel caos. Prima pagina del Corriere della Sera, cioè il Corriere della Sera uscì con tra l'altro il Corriere della Sera ai tempi era editore anche di una rivista che si piccava di fare una certa concorrenza a noi, per cui noi ci chiedemmo sempre se era una cosa interessata o no, però prima pagina del Corriere della Sera, colonnine in fianco, quando sbaglia anche la settimana enigmistica, e fu abbastanza mortificante come errore, perché proprio poi il solutore che gli appassionati di rebus sono sempre loro, per cui sanno le cose. Il solutore aveva capito che c'erano dei numerini relativi a un rebus che erano di quello sotto, però il pubblico no. Però noi... Però hai dato un bel concetto, scusami, adesso ti interrompo, il fatto che è fatta cioè da donne, da uomini, il fatto che comunque l'errore umano, no? Cioè, quello sì. Capita ai giornali adesso, ho citato il Corriere, nel senso... Ma guarda, i giornali quotidiani hanno insomma una allora io adesso percentuale di errore anche molto alta. Anche questo sono un apritore di discorsi. Piccolissima inciso. L'editoria dei quotidiani conosce delle flessioni molto importanti. Gli investimenti che ci sono sulla carta si sono molto ridotti e anche c'è una notevole difficoltà nel mondo del giornalismo, anche il tipo proprio di retribuzione, di inquadramento è cambiato. Una delle cose su cui è stata fatta maggior, si è intervenuti con la scimitarra, sono i correttori di bozze, fidandosi del fatto che i sistemi elettronici con cui adesso viene composto l'articolo e finisce direttamente in pagina hanno il correttore automatico. Di conseguenza molte riviste o giornali hanno una supervisione di bozze
estremamente più superficiale rispetto a come era una volta, e di questo ce ne accorgiamo. Errori, non so, tipo a noi a scuola ci hanno insegnato che dopo la S non si può andare a capo, invece non so, maestro non puoi fare maes a capo tro. E invece adesso può capitare, perché magari il programma di composizione tipografica è addestrato sul sistema inglese che parametri diversi. Sì, esattamente. Certo. Per cui noi abbiamo ancora una grandissima attenzione alle bozze, e questo ci comporta il fatto che non è facile prenderci in castagna. Qualche volta però è capitato. Di recente c'è stato un problema proprio tecnico, per cui siamo stati costretti a riscrivere alcune definizioni al volo un attimo prima che la macchina che andasse in stampa, e ci sono state un paio di imprecisioni che sono state prese in castagna. Qualche errore lo si fa. No, cioè, io anzi, prima pagina del Corriere, quando anche la settimana enigmistica sbaglia, la vedo come una pubblicità positiva, nel senso che sta già dicendo che non sbagli mai. Sì, c'era un po' di dente avvelenato, in verità. Questi qua però la cosa corretta è stata come l'avete riconoscere. Gestita poi? Ma ai tempi la comunicazione d'impresa non c'era, per cui muti, pedalare all'interno della redazione, un paio di chiarimenti abbastanza feroci, e poi si va al prossimo numero. Sono tutte cose che ti scottano, ti mettono a posto. Mio padre mi raccontava di un epico errore nel 1950 in cui in un gioco c'era risotto scritto con 3T. E allora era diventato un modo di dire che non farmi il risotto con 3T, però questo fa parte delle leggende, non ho verificato di persona. Come avviene invece la tua giornata lavorativa adesso che insomma hai una certa esperienza? Puoi anche dire una certa età, se non mi scandalizzo. Si dice esperienza. No. Sai cosa diceva? Non mi ricordo più chi lo diceva, però diceva: l'esperienza è un pettine dato a un calvo. Cioè, una volta che tu hai fatto tutti gli errori del mondo, allora sei calvo, allora l'esperienza però ti interessa, ti aiuterebbe, ma purtroppo ormai i capelli sono andati via. Dunque, la mia giornata lavorativa... Come poi volevo chiederti anche come avviene, insomma, tutto il rapporto tra collaboratori, risolutori, enigmisti, per far uscire fuori un numero, no? Cosa c'è dietro a questo oggetto, cioè partendo da te che sei qui a rappresentare l'azienda, ma in generale poi tutto il lavoro che c'è dietro, che secondo me è molto affascinante. La Restrizione Enigmistica è un settimanale che contiene circa 160 giochi, 150-160 giochi a settimana. Sono giochi di tutti i tipi, ovviamente c'è la domandina corta così e c'è il gioco molto complesso. Questo comporta, proprio per il fatto che la settimana enigmistica ha avuto un grande favore del pubblico nel passato, per cui ha potuto fruire di entrate abbastanza significative, c'è stato un investimento abbastanza importante su tutte le parti che servono a creare la rivista, per cui qualsiasi parte, anche quella che magari un lettore occasionale magari non la guarda neanche, però dietro a ciascuna di queste c'è una piccola struttura che si muove e che cerca di creare nella maniera più bella, più attuale e più gradevole la cosa a cui sta sovraintendendo. Di conseguenza c'è una fase, diciamo, autoriale in cui svariate colonne, svariati plotoni preparano quello che devono preparare. C'è una fase non so se si può dire, comunque di assiemaggio, di composizione della rivista, in cui metti tutto insieme. Siccome non siamo completamente legati all'attualità, possiamo permetterci di assemblare la rivista con un certo periodo di anticipo. Mesi prima, diciamo. Mesi prima, sì. E questo ci consente di lavorare, non so, tipo la correzione di bozze di cui parlavamo prima, di farla con un certo agio, di poter sostituire qualcosa, viene fuori un nuovo nome molto bello, cerchi di buttarlo dentro in un gioco sostituendolo, insomma si fanno dei lavori così, ma di micro tuning, ecco, certo. L'importante avviene così. Allora, di conseguenza, mentre c'è una grande schiera di autori, alcuni che fanno cose molto piccole per passione, altri che fanno cose invece abbastanza importanti e le fanno proprio quasi per professione, esterni, che
convogliano da noi il materiale, il flusso. C'è un responsabile per ciascuna sezione che lavora su questo flusso con un proprio piccolo team, oppure poi chiaramente poi ci si scambia i ruoli e tutto viene poi messo insieme nella rivista, dove c'è una struttura redazionale che molto spesso, perché siamo più pochi, coincide anche con questi, diciamo, raccoglitori di cose, e la struttura redazionale poi si occupa di seguire proprio la preparazione della rivista tecnica, per cui metti tutto in pagina. Diciamo, in totale quanti collaboratori ha? Noi in redazione che lavoriamo tra struttura tecnica, che sono fotocompositori, cioè comunque quelli che preparano la rivista proprio poi usando i programmi di composizione, grafici, e poi appunto redattori, segreteria di redazione, che poi ormai una volta si usava la parola segreteria di redazione, ormai adesso c'è un livello di cultura e di attenzione tale per cui anche nelle persone di segreteria di redazione che siamo tutti redattori in verità, che in tutto siamo circa una trentina di persone, mentre invece lo stuolo dei collaboratori esterni è un pochino più importante, perché ci sono degli occasionali, dei fissi. Si parla di sicuramente più di una cinquantina di persone che collaborano. Ti faccio proprio domandina: penna o matita? Cioè, il modus operandi corretto qual è? Il modus operandi è: questa roba qua è una cosa che deve divertire te stesso, sei con te stesso, vuoi barare? Bara, tanto lo sai, cioè, rispondi, guardare cercare su internet, cioè io dico sempre così. Vuoi risolvere con la penna perché ti senti bravo, perché ti senti in gamba? Quindi è un'ottima botta alla tua autostima. Uno che inizia a risolvere con la penna è perché è un po' arrogante, sì, è un po', sì. Anche un po' no, sbaglio a usarlo, la risolve in maniera un po' ignorante, come si dice adesso. Vedi come cambia l'accezione di ignorante, no? Di ignorante non nel senso sì, un po' virgolette, grossolano e diretto. Chi ama a fare le cose precise, fatte per bene, non vedere neanche un errore, una sbavatura sulla rivista, la scrive a matita. Il problema è che siccome è una cosa che si fa molto spesso con se stessi, io credo che vada bene tutte e due le cose. Stesso, sì. Questo è un po' il concetto che volevi dire. Quando si creano queste arene di discussione come certi forum, che andavano tra l'altro di moda molti anni fa, cioè ai primi tempi del web, in cui si cominciarono, le persone che facevano le parole crociate, cominciarono a conoscersi anche online. Ci furono delle battaglie sanguinose tra i pennaioli e i matitisti. Quindi cioè, da questa domandina comunque ho aperto una ferita. Sì, diciamo. Perché c'è quello che dice con la penna, se tu non lo fai con la penna non sei un top. E quello che lo fa con la matita dice: io sono un top, facciamo la gara, però preferisco vederla pulita. Poi c'erano quelli che negli anni 70 si sarebbero stati chiamati i democristiani, che erano quelli che cercavano sempre una mediazione, che allora usano la penna ma con il cancellino dietro, la penna con il cancellino. Però questa è una cosa, è un livello di ignoranza un po' più basso. E le due fazioni disprezzano allo stesso modo il cancellista, cioè sia il matitista che il pennaiolo, quando sento sta roba qua veramente lo snobbano dicendo: tu sei fuori competizione. E invece ti ricordi il numero che ha venduto più copie, se c'è un motivo dietro? C'è molta riservatezza sui nostri numeri, proprio tantissima riservatezza. Anche perché non siamo... ma senza citare dei numeri. No, non avendo pubblicità, non siamo sottoposti ai controlli o comunque alle verifiche delle società, che poi in base a quanta a quanto diffondi stabiliscono i parametri per sicuramente superò il 1.000.000 di copie, che il 1.000.000 di copie settimanali è una cosa importante, ma più ancora che il numero specifico è il periodo della performance, cioè quando era un'estate, adesso penso che fosse un'estate tra gli anni 80 e gli anni 90, ecco lì si parlò per, non so, da giugno a, che ne so, a metà, no, forse più da luglio a fine agosto si parlò di vendite che superavano il 1.000.000 di copie, che è una cosa molto, molto importante, ecco. Considerato comunque che è una rivista che costa poco sostanzialmente, cioè adesso non si può dire costa meno di un caffè, perché adesso costa 1,90 €, comunque che è sempre costata una cifra molto affrontabile, e che non avendo pubblicità
si deve mantenere da sola, per cui più facevi numero alto, più... Poi ai tempi avevamo anche uno stabilimento di rotocalco che lavorava per noi, per cui c'è una serie di investimenti molto importanti alle spalle. E in quegli anni dove avete fatto, diciamo, il boom, il botto, possiamo dirlo, c'era concorrenza? Come era gestita? C'è ancora concorrenza in un certo senso? C'è sempre stata? Concorrenza c'è sempre stata. La settimana mistica è stata la prima che è uscita e sulla scia di quello hanno cominciato a uscire... tra virgolette, imitazione, oppure per persone che volevano fare la stessa cosa. È molto facile fare concorrenza con dei mensili, perché mettere insieme una rivista mensile è molto più difficile, è molto più facile che mettere insieme un settimanale. Per il settimanale deve avere una struttura, sì, cioè materiale, queste cose qua. Però ci sono state tutta una serie di tentativi settimanali di avvicinarci. Negli anni 50 un tentativo molto importante è stato fatto da Domenica Quiz, che era la rivista del gruppo editoriale Rizzoli, e che comunque, tra l'altro, si avvaleva di ottimi collaboratori. È arrivata a fare un po' di concorrenza, ma i numeri sono sempre rimasti decisamente più bassi dei nostri. Quindi non parli mai di rivali? Mai di rivali. No, tuttora ci sono alcune riviste settimanali che forse puntano anche un po' sul prezzo basso e di conseguenza qualificano un po' la loro qualità, ecco. Però sono fatte da persone che lavorano, da autori che compongono e che fanno la stessa sudata che faccio io nel mettere insieme le cose, per cui da parte nostra c'è un grande rispetto verso chi fa lo stesso tipo di lavoro. Noi abbiamo stabilito degli stilemi, dei modi di creare la rivista, e per molte persone che cercano di imitarci è abbastanza facile per loro utilizzare i nostri modi, il nostro sistema di impaginazione, queste cose qua. Allora lì dobbiamo un pochino stare attenti. Tant'è che su questa troviamo la scritta la rivista di Enigmistica, prima per fondazione e per diffusione. Esattamente. Ma a questo punto, dimmi se dico bene, sui numeri pari trovo la scritta la rivista che vanta innumerevoli tentativi di imitazione. Sì, ormai è diventato un modo di dire. Allora, non so dirti di preciso fino a quando, ma fino circa agli anni 70, in occasione di un numero importante della settimana mistica, può essere, non so, il numero 2000 piuttosto che il 50esimo, fino a quegli anni lì si teneva la conta di tutte le riviste che in edicola nuove uscivano e si diceva, c'era la scritta, la rivista che vanta ben 175 tentativi di imitazione. Poi a un certo punto abbiamo detto, dai, ma sembra una barzelletta, e allora abbiamo scritto innumerevoli. Che è nata come una frecciatina all'epoca. Sì, perché dovevi un po' difenderci. Allora, all'epoca, negli anni 50-60, era molto più feroce il tipo di concorrenza e il tipo di difesa che dovevi avere. Anche se, ripeto, i numeri non sono mai stati numeri come i nostri, non c'è mai stato un testa a testa come può esserci stato, metti, tra Repubblica e Corriere. Ecco. Certo. Però poi abbiamo cominciato a dire, va bene, insomma, facciamo parte tutti dello stesso calderone. Certo, vedere riviste che provano in qualche modo a fare come noi, dicendo cose nuove, cercando di buttare del nuovo, se ne vedono poche, per cui un pochino le considero imitazioni. Invece ci sono dei modi che sapete di aver inventato voi nel linguaggio italiano, non so, tipo strano ma vero. Guarda, questo... cose così. Secondo me può essere vero, però io so che in inglese c'è anche strange but true e non so quanto c'è stato che arrivava da là. Okay. Certo, da noi dire strano ma vero arriva da tantissimo tempo fa. Abbiamo anche le barzellette, abbiamo introdotto nella pagina delle barzellette le ultime parole famose, che uno che dice una cosa, poi dopo nella vignetta succede tutt'altro di diverso che lo contraddice. Anche questo è un modo di dire. Anche questo è un modo di dire che in Italia sicuramente è stato molto introdotto da noi. Però c'è famous last words in inglese e io non so se arriva da là in fondo oppure se gli inglesi hanno copiato noi. A lì non arrivo. Guarda come vuoi tenere il profilo basso fino alla fine. Basso, low profile. Senti, ti ringraziamo molto, ci hai riempito la puntata di aneddoti, di curiosità. Se vuoi raccontarci, non so, la cosa più strana che ti è successa nella tua carriera, l'aneddoto più particolare, più originale, se ti viene in mente. Allora, io... La cosa che porti nel cuore, quello che vuoi. Guarda, non so se può servire, adesso devo andare a pescare.
sul mio profilo Facebook io ogni tanto dico che io sono un cognome ambulante, perché in verità se io cammino per la strada nessuno sa chi sono, ed è bene che sia così peraltro, anche perché non ci tengo moltissimo a fare molto pubblicità a me stesso. Però quando entri in un ambiente e dici c'è Bartezzaghi, può capitare, io ho anche un fratello molto famoso, Stefano, può capitare che dicano quale? E poi spesso capita, oppure mi dicono quello famoso, io dico ma forse si riferisce, no, quello della settimana enigmistica, lo dico no, allora sono io, e poi avviene allora l'agnizione, come dicevano una volta. Per cui io sono un cognome ambulante, nel senso che quando sfodero il mio cognome, prenotando un ristorante o così, capita molto spesso di avere persone a che fare, poi magari ti dicono lo faceva mio nonno, lo fa mio zio, fammi una dedica per mia zia, ecco, capita molto spesso questa cosa qua. Per cui mi ricordo una volta da un ortopedico, che ero andato perché la postura mia sul lavoro non era la cosa più bella del mondo, per cui avevo già abbastanza, fai conto, una ventina d'anni fa, avevo la cervicale. Allora lui guardò, adesso non mi ricordo più cosa è successo, comunque la cosa è, guardando la cervicale, dice ma magari che lei c'ha una cervicale un po' da persona anziana, invece sembra ancora abbastanza giovane. Ma allora io gli ho detto, sa, il mio lavoro molto lavoro per la settimana enigmistica. Allora lui dice una cosa del tipo, un mio amico conosce Bartezzaghi, però non aveva visto che io mi chiamo Bartezzaghi. E io dico, sì, ma dice che è una persona molto anziana, avanti con gli anni, molto, ormai un po' indietro, però uno è molto bravo. E io gli ho detto, guardi, in effetti dalla radiografia della spina dorsale che mi ha fatto mi ha detto che in effetti sono un po' avanti con gli anni, ma non mi sembra di essere così vecchio. Questo guarda il coso, ho detto cercheremo di curarla al meglio, la vogliamo per lungo tempo. Mi capitano cose del genere. Una volta c'era tra l'altro ero abbastanza giovane, c'era una ragazza molto carina che stava risolvendo un gioco di parole crociate e sai, ti allunghi. Ecco, come la vivi? Vai a vedere, guardi che cosa fanno, che cosa non fanno e ne fai tesoro. Allora lei stava facendo questa cosa qua, stavamo aspettando di fare una lezione a un corso e vedo che questa fa sta roba qua, mi avvicino, guardo, poi facciamo un po' fatica. Io la saprei. No, gli ho detto, caspita, una bella passione, vuoi una mano? E questa ha detto, solo se ti chiami Bartezzaghi. No. Perché io mi siedo e ho detto, allora mi siedo. E questa ha voluto vedere la carta d'identità. Sì, ecco, a volte capitano queste cose qua, che se le vivi un po' da ganassa, come è stato questo caso qua, sono anche divertenti perché poi le racconti volentieri. Ecco. Ascolta, ganassa. Eccoci qua. 13 verticale, sono sul tuo, a pagina 37. Oddio mio. L'ho fatto tempo fa, vabbè, speriamo in bene. Lunghissima. 13 verticale, lunghissima, non c'è neanche una casella nera, sì. Lo faccio vedere. Sì. Io intanto guardo e sudo nel frattempo. Mi domandi. È un ruolo editoriale. Allora, il mondo editoriale lo conosco. Buttata così devo capire un attimo una cosa. Allora, il nuovo orizzontale è Barack e Michelle Obama. Sì, si incrocia con una C. Sì. Allora, l'iniziale è una C, a occhio dalla lunghezza direi con direttore. Cosa che sono stato io fino a un paio di anni fa. Con direttore, ci sta, vai tranquillo, è lui. Ci sta, e allora possiamo chiudere qua. Ho vinto. Grazie ancora davvero per questa puntata che è piena di storia, è piena di Italia, è piena di eccellenza, è piena di settimana enigmistica. Sono io che ringrazio voi perché da persone della vostra generazione avere già una convocazione e una serie di domande così interessanti è una cosa che gratifica e che dà un senso al mio lavoro, veramente. Per cui sono io che ringrazio voi, ma di vero cuore. Davvero grazie di queste parole, di essere stato dei nostri. Ad Alessandro Bartezzaghi.